Mirko Longo, cofondatore di Xilia, un'azienda giovane, dinamica, nata nel 2018, che voi definite Smart Company. Cosa significa e che approccio all'impresa sottintende? Grazie Rossana. Ci hanno definito una smart company proprio perché utilizziamo un modello di business molto agile, aperto alla contaminazione e che unisce artigianato e tecnologie digitali. Per noi il modello di business agile significa esternalizzare le attività non strategiche a dei player che sono locali e di prossimità. Abbiamo la fortuna di essere inseriti all'interno di uno dei più importanti distretti del design, che si caratterizza proprio per un elevato tasso di iperspecializzazione. Ci sono aziende che si dedicano con profondità a fasi produttive o lavorazioni specifiche e dal nostro punto di vista questo aspetto, oltre ad essere un grande elemento di forza, era un aspetto che non potevamo non cogliere. Sul fronte della contaminazione cerchiamo sempre di sviluppare un modello collaborativo e non impositivo con la nostra filiera. Ad esempio, laddove è necessario, ci sostituiamo finanziariamente andando ad acquistare direttamente la materia prima per non gravare in toto sul fornitore che si dovrà occupare solamente della parte lavoro. Abbiamo fatto della digitalizzazione il nostro cardine e infatti fino al giorno zero abbiamo investito per avere tutte le nostre piattaforme in cloud. Questo aspetto ovviamente ci consente di fatto di poter estendere le nostre piattaforme anche alla nostra filiera con estrema facilità e rapidità e garantendoci sempre la massima flessibilità produttiva. Mirko, ci spiega che cos'è il legno tattile, che tipo di impieghi ha e perché è uno degli elementi più innovativi targati Xilia? Sì, anche questa, Rossana, è una definizione che il mercato ci attribuisce. Il concetto di legno ecotattile si basa su due componenti principali. La prima è legata alla superficie e in buona sostanza ci consente di ottenere lo stesso feeling del legno massiccio con una pelle nobile di 0,6 mm, quindi meno, metà di un millimetro, che attraverso un processo di testurizzazione garantisce alle nostre superfici un aspetto tattile uguale e a volte superiore a quello del legno massiccio. Sul fronte dei processi lavoriamo solo con supporti a bassa o nulla emissione di formaldeide, utilizziamo dei legni provenienti da foreste certificate, collanti a base di acqua e prodotti vernicianti formulati con resine derivanti da scarti di lavorazione. Il risultato è una superficie molto naturale, molto piacevole al tatto, ecologica e soprattutto in odore, pronta per entrare in una villa in Costa Azzurra piuttosto che negli uffici di una corporation americana, in un hotel a 5 stelle a Dubai o in una nave da crociera in partenza per i Caraibi. Voi avete definito Xilia come un brand sexy. A oggi lavorate principalmente a progetto, però per il futuro c'è la voglia di entrare nel settore retail. Ecco, come si fa ad approcciarsi a questa nuova fetta di mercato e a portare un brand sexy? Sì, al di là dell'estetica dei nostri prodotti, dove il percepito è molto molto alto, noi lo definiamo sexy, vogliamo fare la differenza su engineering e su quella che noi definiamo l'experience trasversale, ovvero tutto ciò che non impatta solo sull'utilizzatore finale, ma che coinvolge anche gli altri attori del processo, ad esempio chi si dovrà occupare dell'installazione di un prodotto Xilia. Se il prodotto è di facile installazione, il venditore avrà molta più facilità a venderlo, in quanto non ci saranno sorprese lato installazione. Gli installatori lavoreranno sempre con piacere di fronte a una superficie o a un prodotto Xilia e il cliente finale vivrà la fase più difficile, cioè l'installazione, come un'esperienza positiva. Con il nuovo catalogo retail vogliamo posizionarci su un segmento di mercato che noi definiamo Smart Luxury e che si rivolge ad un target di clientela molto attenta al dettaglio e ai temi della sostenibilità e che ai prodotti dei brand affermati preferisce prodotti freschi, dal design molto giovane e con una storia sottostante vera e soprattutto molto forte. Nel vostro settore, secondo lei c'è molta competizione e come si fa a distinguersi? Ok, il nostro mercato è appunto quello dell'interior design attraverso l'offerta di sistemi di rivestimento e organizzazione dello spazio capaci di combinare in un unico prodotto estetica, quindi le boiserie, funzionalità, quindi porte e sistemi di passaggio e soprattutto contenimento, quindi armadiature.
Penso abbiamo avuto la grande capacità di rendere industriale un prodotto tipicamente di falegnameria, come quello delle boserie in legno. Siamo partiti dalla superficie, dove abbiamo fatto molta ricerca, abbiamo lavorato sull'engineering del prodotto e infine, cosa dal nostro punto di vista importantissima, ci siamo concentrati su tutto ciò che normalmente non si considera, addirittura non si vede o non si riesce a quantificare, come ad esempio la progettazione. Secondo lei, rispetto alla generazione precedente di imprenditori, per voi è più difficile fare impresa e che qualità umane ma anche che competenze ci vogliono? Allora, ritengo che la difficoltà sia insita nel fare impresa, sono solamente cambiate le logiche. Oggi, a differenza del passato, esiste una maggiore consapevolezza su tematiche dal nostro punto di vista fondamentali, quale filiere collaborative, risorse umane, digitalizzazione, etica e sostenibilità. In Xilia stiamo estremamente convinti che ci sia la necessità di puntare su un modello di sviluppo responsabile, capace di migliorare il benessere delle persone, generando un impatto positivo sulla comunità e soprattutto sul territorio in cui operiamo quotidianamente. In altre parole, non possiamo non fare impresa senza pensare al mondo che lasceremo ai nostri figli e soprattutto alle generazioni future. Grazie Mirko Longo, cofondatore di Xilia, per averci accolti oggi. Grazie. Grazie a voi per l'opportunità e per la vostra disponibilità. Grazie.